Ben ritrovati dalla redazione. Il mondo dell'informazione oggi deve fare i conti con le fake news e notizie solo verosimili, spesso generate dalla stessa intelligenza artificiale, che finiscono per formare nei lettori opinioni molto distanti dalla verità dei fatti. Per questo è fondamentale puntare sempre di più sul giornalismo di qualità, che sappia però gestire al meglio le nuove tecnologie. La Regione è pertanto contenta di sostenere una manifestazione come Link, che vuole riaffermare l'importanza del valore dell'informazione come cardine fondante del nostro assetto democratico. Lo ha sostenuto l'assessore al patrimonio e ai sistemi informativi Sebastiano Callari, che ha preso parte alla presentazione dell'11ª edizione di Link Media Festival in programma a Trieste dal 16 al 18 di maggio. La ristorazione e i prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia sono uno straordinario veicolo di promozione della nostra regione. Basti pensare che le produzioni agroalimentari e la tradizione culinaria si posizionano al primo posto tra i fattori di attrazione per i turisti stranieri, mentre il comparto enogastronomico vale da solo l'1,4 miliardi di euro di export e ha ancora ampi margini di crescita. Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini nel corso dell'incontro di presentazione dei prodotti più significativi dell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, svoltasi nel ristorante dei deputati a Montecitorio, al quale hanno preso parte oltre 150 persone tra rappresentanti delle istituzioni del mondo dell'impresa e giornalisti. Stiamo giungendo alla conclusione di un iter lungo e complesso generato da quella che l'evidenza dei fatti dimostra essere stata una scelta politica errata: l'abolizione delle province e enti intermedi fondamentali per la gestione di molte funzioni sovracomunali, una decisione che ha obbligato la Regione a gestire compiti tecnici che invece sarebbero dovuti restare in capo ad altri soggetti. Lo ha affermato l'assessore regionale all'energia Fabio Scoccimarro, intervenendo in videoconferenza alla riunione in merito alla procedura per l'affidamento delle gare gas che vede coinvolti i comuni nell'ambito territoriale udinese. La personalizzazione delle divise delle squadre regionali FISE con il logo Io sono Friuli Venezia Giulia è un ampliamento di prestigio e di sicura efficacia nel nostro brand in un settore come quello delle discipline equestri, che riscuote crescente interesse nazionale e internazionale e ben si lega a un territorio come il nostro vocato allo sport e alla natura. Sono parole del governatore Massimiliano Federica, che ha ricevuto a Trieste del Palazzo della Regione una delegazione del Comitato regionale della Federazione Italiana Sport Equestri, guidata dal presidente Valerio Pontarolo e composta da un gruppo di giovani atleti. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: in montagna cielo coperto con precipitazioni in genere moderate, quota neve sui 1500 metri circa. Su pianura e costa cielo coperto al mattino con piogge, mentre in giornata il tempo sarà variabile con qualche possibile rovescio temporale dal pomeriggio. Giornata relativamente fredda per il periodo. E a proposito di temperature minime, in pianura fra 10 e 12 gradi, sulla costa fra 12 e 14, massime ovunque fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, al più tardi.